Benvenuti sul nostro canale. Oggi andiamo a fare alcuni lavori di manutenzione delle piante che sono cadute a causa di un grosso temporale che c'è stato nelle settimane scorse, che ha comportato un po' di grandine e tanto vento e ha rovesciato diverse piante vicino ai nostri vigneti. Oggi cos'è che andiamo a fare? Oggi andiamo a tirare via quelle parti di piante che non abbiamo tirato via e liberato nelle scorse settimane. Perché? Perché chiaramente abbiamo cercato di lavorare in urgenza e liberare fuori le parti che ci davano più fastidio, quindi quelle che sono appunto andate a finire all'interno del filare. E abbiamo detto la prima occasione che abbiamo andiamo a finire i lavori, perché chiaramente questo è un lavoro in più, perché abbiamo comunque la gestione e le varie mansioni che dobbiamo fare in vigna, quelle restano, bisogna ritagliarsi un po' di tempo per andare appunto a finire, e oggi è appunto arrivato questo momento. Non siamo riusciti a fare il video delle scorse settimane in cui siamo venuti a fare questo lavoro, perché chiaramente lì eravamo in velocità, in urgenza. Oggi abbiamo un attimo più di tempo, possiamo studiare un po' la situazione e quindi dedichiamo anche il video. Questa è una pianta una di quelle che adesso sono un po' pericolanti. Diciamo che ce n'è una che è appoggiata sull'altra, per cui adesso dobbiamo andare anche un attimo a capire come è organizzata e come fare il lavoro, perché chiaramente col prossimo vento questa rischia, o le prossime piogge, se si appesantisce, rischia di cadere anche questa sul vigneto, per cui dobbiamo un po' studiarla. Adesso qua avevamo già fatto alcuni tagli per riuscire a passare coi trattori, l'abbiamo un po' quindi alzata tagliando i rami quelli più cadenti, e adesso vediamo un attimo come organizzarci per rendere più sicuro questo punto. Ecco, da qua si riesce anche a vedere meglio come questa pianta si è proprio quasi sdraiata sul vigneto, ci mancano qualche metro perché si appoggi proprio sul vigneto. La nostra paura è quella che poi piano piano questa ceda e venga a invadere proprio i filari, e quindi a danneggiare i filari, a danneggiare l'uva, a danneggiare l'impianto. Quindi è per questo che adesso abbiamo dato priorità nelle scorse settimane a liberare quelle che effettivamente erano cadute sul vigneto. Adesso ci concentriamo su queste piante che sono in pericolo, il pericolo anche della sicurezza per chi dovesse passare, per chi lavora, e chiaramente è un pericolo anche, rappresenta un pericolo anche chiaramente per il vigneto. Per cui adesso ci concentriamo su queste tipologie di situazioni e vediamo di andare a fare un po' di pulizia. Per fare questo lavoro allora siamo organizzati così: abbiamo il trattore con la pala, il 13.000 della Landini, poi abbiamo il papà che adesso viene su con un altro trattore e una carretta, in modo tale che quando poi andiamo a sminuzzare la legna, quello che ci interessa ce lo portiamo a casa, lo caricheremo con la pala sulla carretta, in modo tale che possiamo poi metterla a stoccare per poi l'inverno. Abbiamo un paio di motoseghe e vediamo insomma adesso di iniziare i lavori in modo tale da procedere con la pulizia. Come vedete adesso abbiamo ripulito molto l'ingombro, abbiamo ridotto le branche che erano pendenti sul vigneto, e adesso dobbiamo andare un po' a riorganizzare, a pulire, a tirar fuori la roba più grossa, tirar via la ramaglia che poi verrà trinciata, sminuzzata con il trincia, e poi proseguiamo a tirar via il resto delle piante che si sono rovesciate. Dato che ci siamo, li tagliamo più o meno
a misura per la stufa, per la caldaia. Chiaramente dovrà star ferma, questi pezzi di legno dovranno star fermi un paio di anni prima di arrivare diciamo, a seccarsi in modo corretto, a eliminare tutta l'umidità, a perdere tutta l'umidità e essere pronti a fare energia, calore per riscaldarci in inverno. Adesso siamo pronti a svuotare il primo giro, che abbiamo riempito la pala del primo carico, andiamo a svuotarla nella carretta. Ecco, allora adesso siamo pronti col secondo giro, abbiamo riempito la seconda volta, adesso va a svuotare il papà dentro la carretta. Adesso abbiamo finito di sistemare quelle piante che sono cadute, come avete visto. Adesso ci manca solo questa, studiamo un attimo come fare, dobbiamo un po' capire come ridurla e poi spostarla in sicurezza. Qua ci sono anche i fili del telefono, per cui dobbiamo un attimo stare un po' all'occhio e non fare ulteriori danni. Qua in questo punto è proprio evidente quanto vento ci fosse, si è proprio tranciato un palo di legno del telefono, in realtà se ne sono rotti 3 in fila, per cui adesso vediamo se vengono a sistemarlo. Nelle settimane scorse abbiamo chiamato, nel frattempo noi andiamo appunto a tirar via quell'albero caduto in modo tale che si possa poi fare pulizia e mettere un po' in ordine. Qua di pali appunto ce ne sono in fila, qua poi un paio là si sono storti, vediamo cosa diranno i tecnici che vengono fuori. Nell'emergenza avevamo fatto la pulizia della ramaglia, è stata accantonata qua sotto agli ulivi in modo tale da permettere il passaggio sulla strada e il passaggio sulla capezzagna. Ovviamente era stato lasciato il tronco grosso che non dava grosso fastidio, adesso però è giusto fare la pulizia, quindi andiamo a eliminarlo. Questa era l'entrata all'ingresso della nostra tenuta, c'erano queste 2 piante, adesso ne è rimasta una orfana, tra l'altro un po' spelacchiata perché chiaramente anche lei ha perso diversi rami con il vento, poi chiaramente insomma si sono danneggiati, e l'altra invece appunto è stata abbattuta. Se vi ricordate nei video dove a volte entravamo qua del trattore avevamo ripreso, si vedono bene queste due piante, poi c'era anche il cartello dell'ingresso che è stato abbattuto anche quello. Ecco, allora adesso noi continuiamo con il lavoro, qua dobbiamo andare appunto a ridurre questa pianta che è caduta. Ovviamente non abbiamo scelto noi di andare a far legna ad agosto, ma abbiamo dovuto un po' riadattare il programma delle settimane e abbiamo dovuto insomma incastrare anche questi lavori che sono un po' in più, però anche questo fa parte del nostro lavoro. E grazie di essere stati con noi ci vediamo al prossimo video, il prossimo venerdì. Se volete commentare, commentate, speriamo che sia stato interessante questo contenuto e cliccate sul bottone di iscriviti, così venite sempre aggiornati e restate aggiornati sulle prossime diciamo puntate, prossimi video che faremo. Grazie ancora di essere stati con noi, alla prossima settimana.